7 febbraio del 2010 l'allora commissario tecnico della nazionale Franco Ballerini ci lasciava e qualche mese dopo, nel mese di agosto, la Polisportiva Mille Luci Ciclismo dell'allora presidente Ugo Ginanni organizzava la prima Roubaix di Casalguidi, Franco Ballerini. Noi vi diamo il benvenuto da Casalguidi, dalla area Franco Ballerini, dove si svolgerà la nona Coppa Galligani Piante, la gara organizzata proprio dalla Polisportiva Mille Luci Ciclismo dell'attuale presidente Giampiero Morosi. Questa gara che si affianca alla prima Gran Fondo Franco Ballerini. Al fine settimana che è dedicato al ricordo del campione, iniziato praticamente il giorno precedente a questa manifestazione con al Circolo Mille Luci, quando si è ricordato il campione in una serata che ha visto presenti anche Marco Giovannetti, Michele Bartoli che abbiamo visto presente con la sua squadra, Edita Puciscait, per dire alcuni che sono intervenuti, oltre che all'amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese, che non è voluto mancare in toto perché era presente il sindaco Piero Lunardi con anche tutta l'amministrazione comunale. Siamo proprio con le immagini qui perché questa è la nona Coppa Galligani Piante. Questa è una gara riservata alla categoria giovanissimi, che ha voluto fortemente non solo la Mille Luci, ma ha voluto inserirle in questo fine settimana proprio la famiglia Ballerini e la SD Franco Ballerini. Questa nuova associazione è nata per volontà dei figli Matteo e Gianmarco, con l'aiuto di Stefano Santerini. Intanto stiamo vedendo che proprio dalle immagini partiranno, come sempre, come ormai siamo abituati a vedere all'S degli Innocenti, da il via, perché prima dei giovanismi sono partiti i due ragazzi della Polisportiva Mille Luci Ciclismo, che abbiamo ricordato, Marco e Davide, che abbiamo visto prima in precedenza, questa nuova iniziativa della Polisportiva Mille Luci portata avanti da Francesco Maraccini, che abbiamo visto nelle immagini, che ormai porta avanti a ogni gara. Vediamo, sono partiti a un bellissimo immagine. Intanto qui vediamo anche il presidente del comitato provinciale di Pistoia Federciclismo, Alessandro Beccherucci, presente, mentre stanno proprio arrivando i due ragazzi Marco e Davide per la conclusione. Gli applausi della gente che stanno applaudendo giustamente, che arrivano insieme ai bambini. Bellissima questa immagine con questi bambini che stanno tagliando il traguardo. Ricordiamo la promozione ciclismo, verranno premiati tutti i bambini, non ci sono assolutamente classifiche, questo per ricordarlo per l'ennesima volta, mentre abbiamo visto che sono già arrivati anche i ciclostorici, gli atleti storici, perché ci sarà la ciclostorica Franco Ballerini, dove prenderanno via anche i figli, e anche abbiamo visto Stefano Santerini nel gruppo dei ciclostorici. Però eccolo qui, abbiamo visto, ricordiamo un giro del percorso. Ringraziamento ovviamente va fatto anche alla famiglia Galligani, Massimo Galligani, che ha i figli che hanno corso tra le fila proprio della Polisportiva Mille Luci Ciclismo, ma un binomio, un legame, un amore verso questo sport delle due ruote importante, che porta avanti sicuramente la famiglia Galligani, che è da sempre vicino non solo alla Mille Luci ma al ciclismo giovanile in particolare. Intanto qui vediamo proprio gli atleti storici della prima ciclostorica Franco Ballerini. Perché? Perché il giorno dopo ci sarà, ovviamente il giorno seguente, ovvero domani, ci sarà la gara riservata ovviamente alla prima Gran Fondo Franco Ballerini. Abbiamo detto, questo evento in ricordo del campione, due volte ha vinto praticamente la Roubaix, con due azioni incredibili, sul podio, praticamente il podio tutto Mapei con Tafi e Peters, ma senza dimenticare la vittoria al Giro d'Italia, senza dimenticare poi quella, arrivederci, Merci Roubaix del 2001, quando salutò, e da lì poi il 2001 con Lisbona, la sua prima ammiraglia. Prendere l'eredità di Alfredo Martini non era sicuramente facile, un legame tutte le volte che andiamo intanto sono partiti G1 e faranno 3 giri del percorso da 800 metri. Quando vai alla presentazione della Mille Luci, loro, prima Ugo e ora Giampiero, ricordano sempre Franco nei loro cuori. Non potrebbe essere altro. A febbraio Franco ci lasciava e nel mese di agosto del 2010 dello stesso anno la Polisportiva Mille Luci aveva lavorato per tanti mesi per ricordare il suo campione con la prima storica Roubaix di Casalguidi, Franco Ballerini. Intanto abbiamo visto proprio, sono partiti anche gli storici, gli atleti storici, e qui ringraziamo Michela Piccioni, che ha fatto un grande lavoro, e la SD Cicli Porciatti, che ha lavorato tantissimo per
dare lustro anche a questo. Sono partiti con le maglie della Del Tongo e della Mapei i figli di Franco, Gianmarco e Matteo, che sicuramente hanno fatto un grande lavoro. Intanto stiamo vedendo le primi colpi di pedale per queste bambini, questa è la categoria G1, abbiamo detto 3 giri, un percorso di 800 metri. Qui vediamo le immagini realizzate dal nostro operatore Massimo Ciampi, che ha realizzato il servizio. Ringraziamento anche al gruppo motociclisti pistoiesi, ad Urbano Borgioli nel dettaglio e a Claudio Varignani per il lavoro fatto. E intanto stiamo vedendo l'arrivo della G1 con Ettore Rinaldi dell'Olimpia Valdarnese davanti a Gabriele Stagno della Polisportiva Albergo Oliveto. Poi sta arrivando ora Marco Del Testa a questo quarto. Terza posizione invece Johnny Zizzi della Giovani Ciclisti Toscani, quarto Marco Del Testa del gruppo sportivo Capannori, quinto Enea Tinaglia dell'Olimpia Valdarnese, mentre era praticamente una categoria totalmente maschile, quindi prima categoria che abbiamo già visto arrivare, mentre è anche bellissimo questo arrivo. Noi ringraziamo ovviamente tutti gli sponsor della nona Coppa Galligani Piante. Abbiamo ricordato la Galligani Pianti, chiaramente della famiglia Galligani, presente alla manifestazione anche Massimo Galligani, alla GM Cucine, altro sponsor storico, ma veramente un ringraziamento a tutti gli sponsor della manifestazione quest'oggi. Ed eccolo qui Giampiero Morosi con lo storico presidente, ovvero Ugo Ginanni. Eccolo qui, infatti lo vediamo proprio nel dettaglio per un piccolo intervento. Ricordiamo, intanto stiamo vedendo anche il collegio di giuria che sta facendo schierare i vari bambini, la categoria G2, che sarà una categoria che prevede 22 atleti, 20 al maschile, 2 atleti al femminile, quindi bellissimo. Era impossibile non realizzare una manifestazione accanto. Intanto a dare il via sarà Ugo Ginanni. Era impossibile non realizzare un evento giovanile di giovanissimi, ricordando Franco nella settimana che ricordava Franco Ballerini. Un grande lavoro, ma bisogna anche, vorrei fermarmi anche su, intanto hanno preso il via e percorreranno la categoria ben 5 giri del percorso. Qui mancano 3 giri intanto alla conclusione. E volevo prima, non l'ho detto, ricordare una persona che purtroppo non c'è più, ovvero Cinzia Simonelli, una persona che ha lavorato tantissimo per il ciclismo, ma che ha lavorato tantissimo per la realizzazione di questa 3 giorni, perché veramente è stata colei che ha fatto un po' da collante tra la società organizzatrice, ovvero la Larcianese, e ovviamente la SD Franco Ballerini, mentre qui stiamo vedendo nel dettaglio, e anche ovviamente per questa gara giovanissimi, che va ringraziata sicuramente la Polisportiva Mille Luci Ciclismo. Intanto stiamo vedendo proprio nel dettaglio quello che è stato un po' gli attimi della gara per quello che riguarda la categoria G2. Qui siamo alla misurazione intanto dei rapporti con Maurizio Colligiane, oltre 900 gare, è stato premiato a San Miniato qualche settimana fa, e qui siamo all'arrivo con Filippo Maraccini della Polisportiva Mille Luci Ciclismo, che dopo diversi secondi posti coglie il successo davanti a Edoardo Peri dell'Olimpia Valdarnese e terzo Ettore Bartoli della Michele Bartoli Academy, poi quarto Ivo Jacek Brejdak dell'Aquila davanti al compagno di squadra Manuel Bolognesi, anche lui Aquila. Mentre per la G2 femminile Diana Draprato vinceva la sua categoria femminile, sempre della Polisportiva Mille Luci. Abbiamo visto ovviamente, questi sono gli arrivi. Intanto qui vediamo anche Sabrina Ricasoli, la moglie del compianto commissario tecnico della nazionale Franco Ballerini. Intanto stiamo vedendo altri arrivi fin qui. Prossima categoria che vedremo sarà la categoria G3, categoria che salirà, ovviamente avevo detto 5 giri per la categoria G2, 7 giri per la categoria G3. Grande premio, tanti bambini, oltre 160 bambini che hanno preso il via per questa, che prenderanno il via poi via via. Intanto hanno preso intanto le prime categorie il via, e adesso però possiamo vedere delle categorie ancora più numerose. Siamo con lo schieramento per quello che riguarda la categoria G3 e possiamo vedere che è un bel numero, perché abbiamo in totale 35 bambini, una delle categorie forse più grandi. Bello, bellissimo, si vede un bellissimo riempire tutto lo scacchiere. Intanto il via dato da Alessia degli Innocenti, che dà il via ufficiale alla gara della categoria G3, e vedremo chi se la giudicherà questa categoria. Abbiamo visto prima le prime gare G1, G2, ricordiamo i promozionali venivano premiati tutti. Noi ricordiamo ovviamente il ringraziamento a tutti gli sponsor di questa manifestazione
per la riuscita chiaramente di questa gara della nonna Gallicani Piante. Ad iniziare abbiamo prima detto ovviamente quelli della Polisportiva Villeluci. Intanto manca 5 giri alla conclusione. Qui vediamo, abbiamo visto, eccolo qui, vediamo proprio uno degli sponsor della manifestazione, quello proprio anche l'Agri Vivai, la Gallicani Piante, la GM Cucine. Questi alcuni sponsor della manifestazione. Intanto stiamo vedendo ancora nel dettaglio, questa è una delle parti, 800 metri, il circuito non si passava mai sotto il traguardo, ma solo e soltanto per quello che riguarda l'arrivo finale, ed è bello anche poter vedere, e intanto salutiamo anche Claudio Pratesi, che è stato tanti anni nella Polisportiva Mille Luci Ciclismo, lo salutiamo. Ovviamente è venuto a vedere per un reparto anche per motivi di famiglia legato con la parentela con la famiglia Gaggioli. Intanto stiamo vedendo, proprio siamo a un giro dalla conclusione, il suono della campana per quello che riguarda la categoria G3, li vedremo, eccoli. Intanto altri sponsor che stiamo vedendo proprio nel dettaglio, mentre siamo ormai nell'arrivo finale con la volata, vediamo volata a 2 ed è una maglia dell'Olimpio Valdarnese, quello di Francesco Peri dell'Olimpio Valdarnese davanti a Brando Caleca della Michele Bartoli Academy e a Andrea Lombardi della Polisportiva Albergo Oliveto, poi quarto Cristian Fiorenza della Polisportiva Mille Luci Ciclismo e poi per chiudere l'atleta della Donoratico Valerio Caio Baldo per la quinta posizione. Per le compagine femminile invece a vincere è stata Isabel Spinelli della Itala Ciclismo 1907 davanti a Gaia Bernabò del Pedale Sarzanese, poi terza Azzurra Rossi della Piandimomio Speedy Bike, quarta Marta Buzzato della Polisportiva Mille Luci Ciclismo e quinta Martina Guasconi della Vaiano Bike. Qui siamo ovviamente, abbiamo visto gli arrivi della categoria G3, stiamo vedendo proprio e siamo già con lo schieramento alla categoria G4, che dovrà percorrere 9 giri del circuito di 800 metri. Si sale un po' di più, adesso inizia a arrivare il caldo, ovviamente si inizia un po' a far sentire, fortunatamente un po' di venticello c'è, però inizia a farsi sentire un po' il vento. Abbiamo ricordato che questa gara, l'abbiamo detto più volte, no, è inserita nella 3 giorni in ricordo di Franco Ballerini e non poteva essere altro che la Polisportiva Mille Luci Ciclismo ad organizzare una gara nel fine settimana. E intanto salutiamo anche Roberto Amadio, il commissario tecnico della Nazionale Professionisti, che è presente qui alla gara e premierà anche lui i vari bambini. Intanto stiamo proprio vedendo nel dettaglio i primi momenti di gara. C'è un terzetto che ha preso un po' la testa della corsa con Diego Bindi da Monte Carlo Ciclismo, Francesco Berton della Michele Bartoli Academy e Marco Francese della Empolese. Questo è il terzetto che sta guidando in questo momento la corsa, però aspettiamoci di vedere altre. Dovete occhio perché stanno passando un bel numero anche questo, perché insomma era un bellissimo numero per quello che riguarda la G4, erano 27, non c'è stata categoria diciamo bassa per quello che possiamo vedere. Intanto suona la campana Giampiero Morosi per l'atto finale, per la fine di questa gara. Vedremo chi se la andrà a giudicare, vedremo proprio alla conclusione chi si aggiudicherà questa gara per la categoria G4. C'è quel terzetto che quindi si dovrebbe andare a giocare la vittoria finale, vediamo chi se la prenderà. E la volata ed è solitario Francesco Berton della Michele Bartoli Academy, che vince davanti a Diego Bindi della Monte Carlo Ciclismo e a Marco Francese della formazione della Unione Ciclistica Empolese. E poi in quarta posizione arriva Davide Capitoni sempre della Empolese, poi quinto Matteo Matteucci della Monte Carlo Ciclismo. Per la G4 femminile invece chiude in prima posizione Cristina Emilia Gaggioli della Empolese davanti a Vanna Orlandi della Itala Ciclismo 1907 e a Giulia Maggiore della Vaiano Bike. Questi sono un po' gli arrivi per la G4. Intanto stiamo vedendo altri, stanno concludendo i vari passaggi, mentre siamo già con lo schieramento della categoria G5, 11 giri da percorrere per loro. Siamo alla penultima gara di questa giornata dedicata alla categoria giovanissimi, una bellissima giornata di ciclismo giovanile, una bellissima penso alla categoria. Bisogna assolutamente ricordare, lo voglio ricordare, il grande impegno che ci ha messo, perché questo è l'ennesimo da inizio anno. Intanto salutiamo, ecco, è arrivato anche Massimo Gallicani, lo avevamo detto. Dicevo, bisogna anche dire il grande impegno della società di Giampiero Morosi, la Polisportiva Mille Luci Ciclismo, che ha iniziato a Uzzano la gara di Uzzano per quello che riguarda Santa Lucia, insomma, per quello che riguarda la prima gara della stagione,
e ha fatto un grandissimo impegno, il meeting regionale, insomma hanno da fare la Roubaix, hanno fatto gli esordienti, un grande impegno quest'anno veramente per la società di Giampiero Morosi, bisogna fargli un applauso anche per aver gestito questo sabato di corse giovanili. Intanto stiamo vedendo che arrivano le prime schermaglie, una maglia dell'Olimpia Val d'Arnese che stava provando, con dietro anche le maglie della giovani ciclisti toscani che stavano provando a venire via via, stanno passando anche gli altri. Circuito abbiamo detto di 800 metri, vedremo anche questa conclusione di questa gara. Abbiamo visto tante maglie della Castelfiorentino, ecco, non abbiamo prima detto del fatto di questa rinascita della Castelfiorentino ciclistica, perché è tornato di nuovo la società Castelfiorentino, dove ha visto diciamo così correre sia Cristian Sbaragli sia Alberto Bettiol. Intanto abbiamo detto, ma lo ricordiamo ancora, ringraziamento a vari sponsor. Qui c'è un terzetto intanto che ha preso la testa della corsa, abbiamo visto anche Margherita Peri davanti con Achille Maria Mannini e Biagio Nicolò Cal che era lì davanti, mentre stiamo vedendo i vari passaggi proprio qui nel dettaglio per vedere proprio questa parte transennata. Ecco, vedete lì ci sarebbe la svolta per andare verso l'arrivo, mentre gli atleti, per ora i ragazzi girano intorno, seguiti dall'occhio vigile della giuria che è sempre lì a controllare chiaramente. Comunque dobbiamo ricordare, siamo in una volata a due che vede trionfare Margherita Peri per l'assoluto e si prende anche la vittoria di categoria. Per il maschile Achille Maria Mannini della Polisportiva Albergo Oliveto davanti a Biagio Niccolò Cal della Giovani Ciclisti Toscani, poi terzo Gabriele Ferri della Empolese, quarto Martino Brandini della Polisportiva Albergo Oliveto e quinto Lorenzo Bruni della Empolese. Per la G5 femminile Margherita Peri dell'Olimpia Valdarnese chiaramente vince davanti a Viola Marzocchi della Michele Bartoli Academy, terza Natalisca Tizzi della Vagnano Bike e quarta Giulia Barbieri della Olimpia Valdarnese. Questi ovviamente gli arrivi per quello che riguarda la G5, la penultima gara, poi sarà l'ultima quella della categoria G6. Intanto stanno arrivando altri all'arrivo in questo momento, con il pubblico che assolutamente non è mancato per niente, non è assolutamente mancato in nessun caso. Ecco, intanto stiamo vedendo proprio lì dietro, vedo Matteo Ballerini, è stato partito tutto da lui il ricordo di Franco, no? Quando è andato nello studio di Stefano Santerini, da lì praticamente è nato tutto, perché Stefano ha ricordato un po' a chi era iniziato a parlare, la curiosità di Matteo nel conoscere ancora di più e nel voler ricordare, e insieme al fratello Gianmarco, quindi bisogna ricordare anche Antonio Tabarini, che adesso è nella Mille Luci Ciclismo, è stato il presidente per tanti anni dell'associazione Gli Amici del Ballero, che ha curato il ricordo per 15 anni prima di passare il testimone alla famiglia di Ballerini, proprio ha ricordato tante volte questa Franco Ballerini. Mentre siamo schierati con la categoria G6, eccolo lì Gianmarco e Matteo accanto a Davide Lenzi, l'ora a dare il via all'ultima gara, si abbassa la mano, partono 15 giri da percorrere per chiudere questa nona Coppa Galligani Piante. Ed eccoli proprio che vediamo nel dettaglio, sono partiti anche qui un buon numero, 32 gli atleti che hanno preso il via tra il maschile e il femminile. Tra l'altro ci sono anche formazioni extra regionali, perché sono quasi tutte ovviamente, però ad esempio abbiamo visto prima in diverse gare le maglie del Pedale Sarzanese, società proveniente dalla Liguria, che ovviamente non manca mai comunque di scavallare comunque nel territorio toscano e anche nelle categorie giovanissimi. Intanto stiamo vedendo proprio in questo momento un gruppo qui, ricordiamo i ragazzi il prossimo anno saranno nella categoria esordienti, quindi cambia anche un po' la tattica di gara, come possiamo vedere un gruppo un po' più folto che adesso si sta controllando in questo tratto di strada che è a favore, quindi è in leggera discesa, mentre qui vediamo per ora adesso saranno le maglie della Donoratica a provare ad animare la corsa proprio davanti alla nostra telecamera, gruppo che adesso riprende la marcia in lunga fila indiana con un po' di alcuni atleti che rischiano di staccarsi. Prova ora a prendere Damiano Borri l'iniziativa, il corridore della Vaiano, a prendere l'iniziativa, abbiamo visto lì davanti provare a venire via, stavolta per ora non è riuscito a
c'è stata una caduta, purtroppo abbiamo visto lì, intanto peccato, comunque pensiamo che, speriamo che il ragazzo non si sia fatto assolutamente male, mentre qui abbiamo visto Giampiero Morosi che indica il cartello numero 2. 2 giri alla conclusione per questa gara riservata alla categoria giovanissimi, l'abbiamo ricordato in precedenza, gruppo che adesso vedete si è assottigliato molto per un finale scoppiettante, e lo vedremo anche verso la conclusione. Qui intanto vediamo Michela Piccioni, che abbiamo detto ha curato la ciclostorica insieme alla SD Cicli Porciatti. E eccoli, siamo ormai verso l'arrivo ed è Damiano Borri che sembra essere riuscito a venire via proprio nel finale, volata però è Damiano Borri davanti a Leo Torricelli dell'Olimpio Valdarnese, poi quarto Lorenzo Milani della Polisportiva Milioni Ciclismo, poi Leonardo Conti dell'Aquila, quarto, quinto Cristian Bartoli da Michele Bartoli Academy e sesto Stivi Papri della Castelfiorentino, mentre la G6 femminile a vincere è stata Adele Lorenzoni della Polisportiva Albergo Oliveto davanti a Greta Pollacchi della Vagnolo Bike, a Sole Favole Bossini della Donolati, quarta Sofia Diletta Politi del Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli. A vincere per le squadre è stata l'Olimpia Valdarnese con 26 punti davanti alla Polisportiva Albergo Oliveto 19 e alla Michele Bartoli Academy insieme alla Polisportiva Mille Luci Ciclismo a 17. Questo è un ex equo, premiate tutte e due le società a 17 punti. Giustamente è stata una scelta anche secondo me giustamente. Qui stiamo vedendo l'arrivo di alcuni storici, assolutamente, la ciclostorica Franco Ballerini. Una giornata, la nona Coppa Gallicani Piante, che si è associata proprio al ricordo di Franco Ballerini, e pensiamo che, ripeto, il 7 febbraio Franco ci salutava nel 2010 e pochi mesi dopo la Polisportiva Mille Luci Ciclismo ricordava Franco con la Roubaix di Casalguidi, faceva nascere questa gara. Personalmente intanto vediamo che Edita Pucciscai è arrivata anche lei. Personalmente ricordo quel momento diverso. A quei tempi ricordo che uscivo da un ritiro con una squadra perché ero juniores, e ricordo la notizia scosse tutti noi ragazzi che correvamo, sia dai più piccoli sia dai più grandi, che magari sapevamo che era Franco, un commissario tecnico che aveva preso l'eredità di Alfredo Martini, un campione del ciclismo, ma soprattutto gli insegnamenti che Franco aveva dato, no? Perché era una grande persona sul lato umano, aveva vinto sì tanti titoli, 4 titoli mondiali, a iniziare da Zolder per arrivare fino a Varese con Alessandro Ballan, l'oro olimpico ad Atene, l'argento olimpico con Davide Rebellin a Pechino. Insomma, ci sarebbe tante cose da dire. Qui vediamo alcune premiazioni della ciclo storica. Abbiamo visto un po' questa Edita Pucciscati che riceve il premio direttamente dai figli, le maglie della Del Tongo e della Mapei, che hanno assolutamente ricordato sempre e hanno accompagnato quella carriera di Franco da corridore prima di essere l'azzurro dell'Italia. E qui vediamo premiata anche Vito Porciatti, premiato, purtroppo un po' sfortunato dobbiamo dire Vito quest'oggi, però comunque sia un premio, se l'è assolutamente meritato, è stata una decisione dei figli di premiarlo. Però mi sento assolutamente di dire che a parte queste premiazioni della ciclostorica, di ricordare sempre di più il fatto che bisogna ringraziare la Polisportiva Mille Luci Ciclismo, perché è stata la prima società a ricordare Franco Ballerini, e credo che Stefano Santerini con i figli abbiano scelto la società migliore per ricordare Franco, ovvero una società che prima con Luigi Nanni e ora con Giampiero Morosi stanno portando avanti la tradizione del ciclismo giovanile in prima persona. Qui vediamo anche Alessandro Becherucci e Roberto Amadio, il commissario tecnico della nazionale, e il presidente del comitato provinciale di Pistoia, che vengono anche loro a loro volta premiati con il famoso sasso. Questo è sempre stato un po', qui vediamo anche Massimo Galligani che proprio premia il commissario tecnico della nazionale, dicevamo proprio la Polisportiva Mille Luci, che è stata proprio la prima società a ricordare Franco Ballerini, quindi credo che sia stato giusto dare a loro questa occasione. Noi con queste immagini delle premiazioni della nona Coppa Gallicani Piante vi lasciamo alle interviste che abbiamo realizzato alla fine della gara e vi diamo appuntamento ai prossimi appuntamenti. Vi lasciamo alle interviste. Alessandro Becherucci, presidente del comitato provinciale di Pistoia.
Oggi qui la nona Coppa Galligani Piante, però possiamo dire un qualcosa di più grande, perché è solo la seconda giornata dedicata a Franco Ballerini, la Mileluci sappiamo legata a questo grandissimo personaggio del ciclismo, poi una giornata così bella con bambini. Dovevo essere breve, tu hai detto tutto te, le cose più belle vengono dette dal cuore, come l'hai detto te. Quello che dico io e che penso realmente, questa nuova novità, tra virgolette, che è in provincia di Pistoia, e sono estremamente onorato che questo ci sia, ha dato la possibilità di avere delle manifestazioni stupende. Seguite molto bene, domani vediamo questa stupenda Gran Fondo, sempre tutto in onore di ricordare Ballerini, che Ballerini per noi è sempre nel cuore. Siamo con il commissario tecnico Roberto Modio che non è voluto mancare qua in ricordo di un campione come Franco Ballerini, tra l'altro con tutti questi bambini che hanno sfilato, da qui si può ripartire. Un grande ricordo, un grande impegno in ricordo di colui che ha fatto la storia anche del ciclismo. Ma sicuramente sì, una partecipazione incredibile perché 232 ragazzini è stato meraviglioso, mi ha fatto veramente molto piacere onorare questa partenza della Gran Fondo, della 3 giorni in memoria di Franco. Ho corso assieme a Franco, quindi oltre che poi è stato tecnico e io ero manager e direttore sportivo, quindi per me è un onore essere qui. Gianmarco e Matteo Ballerini. Parto da te Gianmarco, ieri sera c'è stata la serata della Fondazione Meyer, oggi qua una bellissima giornata. Prima la ciclostorica e poi questi bambini, probabilmente ciò che il babbo avrebbe anche voluto. Ma sì, come già ho detto anche ieri sera, da ora che siamo partiti come SD Franco Ballerini a creare eventi, grazie a tanti sponsor e alle Mileluci, i giovani ci saranno sempre con noi, quindi tutti gli anni proporremo sempre eventi per i giovani. Ecco Matteo, solo siete nati da appena un anno possiamo dire, ma tutto è nato nel ricordo. Domani si concluderà con la Gran Fondo Ballerini, ci lavorate praticamente da un anno, da quando cercate di ricordare il babbo? Sì, è più di un anno che ne parliamo, quindi c'è stato impegno, sacrificio e si spera, cioè, e sicuramente sarà una grande manifestazione. Quindi speriamo che alla fine di tutto, domenica sera, festeggeremo e che sia orgoglioso dei suoi figli. Giampiero Morosi, presidente della Polisportiva Mileluci Ciclismo. Siamo alla fine di questa giornata dedicata ai bambini, tantissimi che hanno sfilato qui nella area Franco Ballerini. Un binomio che continua a seguirvi perché Franco è sempre nel vostro cuore. Sì, Franco lo dobbiamo solo ringraziare perché nel nostro cuore non morirà mai, perché lui da lassù ci starà sempre vicino. Ora insieme a noi ci sono i suoi figli, che abbiamo anche diversi progetti insieme da concordare e concordati con loro. Si vedrà gli sviluppi, ma credo che nasca una bella sinergia e che si possa fare delle grandi cose insieme. Una giornata che vi ha visto la nona Coppa Galligani Piante e l'ennesimo evento organizzativo. Quest'anno veramente siete stremati dalle forze. Sì, allora, questa è la 7ª gara che facciamo e abbiamo da fare ancora la Roubaix di Casalguidi il 30 di agosto. Io credo che in Toscana che si fa 7-8 corse non è che siamo tanti. Comunque sia, a parte gli scherzi, io devo ringraziare in particolar modo la famiglia Galligani che ci supporta da tanto tempo e ci sta sempre vicino, anche perché i suoi figli hanno corso con noi, addirittura Francesco dalla G1 fino agli allievi, quindi è stato 15 anni con noi, 16 anzi per dire la verità, quindi gli si deve dire solo grazie. Poi ci sono anche gli altri sponsor storici, il più storico di tutti è la GM Cucine perché è il più vecchio in senso assoluto dei nostri sponsor, ma poi c'è anche la Polimpianti, c'è il Giusti per l'edilizia, ci sono la Era,
ci sono tanti sponsor e poi quelli più piccoli che ci danno sempre una mano, perché senza di questi non si può andare nulla, non si può andare avanti. Io li ringrazio tutti, mi scuso se mi sono dimenticato di qualcuno, ma non credo, e quindi alla prossima edizione, perché il trofeo Gallicani Piante fino a che ci supporterà e ci supporterà i Gallicani non mancherà mai. Poi che si faccia in collaborazione con la Ballerini o che si faccia da noi, verrà sempre fatta. Ora aspettiamo la Ballerini alla Roubaix di Casalguidi, classicissima Franco Ballerini, al 30 agosto 2026.